Sono attese 1000 lavoratrici e lavoratori in piazza Padova nella giornata dello sciopero generale della CGIL proclamato per il Veneto mercoledì prossimo. Il corteo, che si snoderà lungo le vie del centro storico con concentramento alle 9 in piazza Garibaldi, vuole portare all'attenzione del governo Meloni le criticità della prossima manovra finanziaria su lavoro e salari, salute, sicurezza e sanità. Critica la CGIL anche contro la reintroduzione dei voucher, contro la manovra sulle pensioni e le misure di politica fiscale che favoriscono l'evasione, sostenendo le partite IVA e penalizzando dipendenti e pensionati. Per queste ragioni noi saremo in piazza il 14 perché la gente non ce la fa più. È vero che c'è il rischio di esplosione di tensioni sociali, perché le tensioni sociali non ci siano, a quella gente vanno date delle risposte. Per dare le risposte noi promuoviamo chiaramente una partecipazione dal basso. Il corteo si snoderà lungo via Dante, piazza dei Signori, piazza delle Erbe per poi raggiungere piazza Antenore, il comizio finale intorno alle 11:15.